Terzo 0-0 consecutivo per la Folgore di mister Totò Brucculeri, che ieri allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano ha ottenuto un punto nel match disputato contro l'Acragas e ha dovuto così rinviare l'appuntamento con la prima vittoria da quando siede sulla panchina rossonera. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca sia ai padroni di casa per le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo, e per l'infortunio subito da Calogero Crimi, sia agli ospiti che nel secondo tempo hanno avuto l'occasione per portarsi in vantaggio con un calcio di rigore parato dal bravo maltese. La cronaca: la Folgore parte bene ma al 17° minuto perde. Crimi, costretto ad abbandonare il campo per un brutto infortunio subito dopo uno scontro con un giocatore dell'Acragas. Al 25° è Gimò per i padroni di casa a cercare il gol del vantaggio, ma non riesce a concretizzare l'azione. Passano 15 minuti e la Folgore ci prova con Vitale, che, servito con un cross dalla sinistra di Giacalone, sbaglia da 2 passi mandando il pallone sull'esterno della rete. Al 45° è ancora la Folgore a proiettarsi in avanti. Graffeo colpisce la palla di testa, ma è bravo l'estremo difensore agrigentino a parare. Nel recupero del primo tempo i rossoneri reclamano un calcio di rigore per fallo su Gimò, ma l'arbitro lascia correre e Montepiano non concretizza. Nel secondo tempo la Folgore cala e gli ospiti iniziano a rendersi più pericolosi, complice anche l'espulsione al 22° della ripresa di Montepiano per doppia ammonizione. Passano pochi minuti e al 31° l'Acragas ha la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio. Il signor Amici di Roma vede un fallo di mano in area delicata e fischia il penalty per gli ospiti. Sul dischetto si porta Parisi, ma è bravissimo Maltese a parare e a salvare il risultato. Da quel momento non succede nulla di eccezionale fino al fischio finale dell'arbitro, tranne l'espulsione rimediata al 90° per proteste da mister Brucculeri. Il risultato finale è 0-0.